Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Incredibile ma vero, oggi i ladri colti in flagrante denunciano i derubati perché si permettono di filmarli con le videocamere. Un ladro che ha colpito in diverse osterie e ristoranti, anche a Treviso, ha denunciato il proprietario perché dice: mi ha diffamato e hanno violato la mia privacy. Sentiamo subito in diretta su questa incredibile vicenda Lucio Zanato. A te la linea, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Come sentite suona il mezzogiorno, siamo in diretta e siamo soprattutto col pronto intervento, perché qui da Alfredo Sturlese, da Tony Daspin in via inferiore, che una volta era via dell'inferno, sostanzialmente l'unica cosa che riesce a fare Alfredo Sturlese di pratico è chiamare il fabbro. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Il fabbro qui all'opera adesso sta rinforzando proprio la chiusura della porta e chissà che stavolta non riescono più a entrare i ladri. Ecco, un commento al fatto che... Allora, diciamola così, io stamattina mi trovo questo articolo sul giornale e non sapevo se piangere o se ridere perché veramente è incredibile. Allora, intanto, prima cosa, io questa persona non la conosco, non so neanche come si chiami, non c'è nessun nome scritto nei giornali, io non ho divulgato nessun video e poi se si sente tanto attaccato e tanto vuol dire che sta mettendo la sua colpa, cioè è indignato perché sono stati diffusi i filmati, ma vuol dire che se la prende tanto vuol dire che lui si sta mettendo la sua colpa, perciò cos'è che vuole? Mi vuole anche denunciare, ma che mi denunci pure, siamo qui a rispondergli prontamente, non c'è nessun problema. Allora, direttore, intanto noi entriamo perché è giusto che i telespettatori vedano. Alfredo, dal padrone di casa, ecco, perché facciamo vedere cosa è successo. Insomma, qui il ladro si è introdotto, ha come dire, forzato, giusto? Cosa è successo? Sì, con un piede di porco ha forzato la porta e anche la serratura nuova non ha tenuto, che avevo già messo l'anno scorso, e niente, è saltato fuori dallo scrocco e perciò è riuscito a entrare con facilità. E qui, è stato ripreso dalle telecamere. E qui ha spaccato poi. È entrato dietro al banco e poi ha divelto proprio la cassa e l'ho già procurata nuova e comunque adesso questa la buttiamo via. L'assicuratore è già passato di qua, perciò insomma il perito è già passato. Sì, comunque voglio dire, oltre il danno, la beffa. Sì, guarda, io non credo, cioè veramente non so neanche cosa pensare, guarda. Cioè, questo tipo qua, da quanto mi è stato riferito, ha già avuto una condanna. Ha fatto vari posti perché la stessa sera è andato all'osteria contemporanea, riconosciuto dal titolare perché era stato un suo dipendente, l'ha visto venire qui, poi è tornato là più tardi, il titolare si era barricato dentro e l'ha beccato sul fatto, poi è andato da un'altra parte, poi ho portato i filmati ai carabinieri e tutto questo non è sufficiente. Ma allora cosa dobbiamo fare? Poi è andato all'osteria da Rossetto. È andato da Rossetto, l'hanno beccato e finalmente l'hanno denunciato. Ma questo è piede libero, cioè, ma allora possiamo farlo tutti anche noi, no? Giusto? Andiamo in giro, andiamo nei negozi, le cose, tanto non ci denunciano neanche. Cioè, ma se dobbiamo andare avanti così, io non so cosa dobbiamo fare veramente. Cioè, io veramente sono preoccupato da come stanno girando queste cose. Ci facciamo anche prendere in giro. Ragazzi, ci stiamo facendo prendere in giro. Noi siamo qui che lavoriamo dalla mattina alla sera. E io questo sono stufo. Ecco, direttore, direi che con questa battuta insomma abbiamo capito lo stato d'animo di Alfredo. Se hai domande, se no restituisco la linea allo studio. No, ne approfitto per chiedere a questa persona, a titolare Tony Daspin, a cui va tutta la nostra solidarietà, se a questo punto rinforzerà la videosorveglianza, immagino, come risposta a questa provocazione, perché di una provocazione si tratta, e se si aspetta e se pensa di muovere qualche azione legale per contrastare questa iniziativa. Allora, il direttore mi chiede, primo, aumenterà la videosorveglianza, oltre naturalmente a rinforzare le porte? No, la videosorveglianza c'è già e funziona perché abbiamo 14 telecamere nel locale, abbiamo il sistema di allarme. Adesso stiamo rinforzando sia questa che stiamo mettendo le inferriate anche all'interno dove non si può più accedere assolutamente, se non con la fiamma ossidica eccetera, ma bisogna essere professionisti. Siamo blindato. Siamo blindati, più di così non si può fare. Possono solo spaccare tutte le vetrate, ma in quel caso scatta l'allarme e intervengono le forze di polizia con cui il sistema allarme è collegato. Perciò, insomma... lei non pensa a una controdenuncia? Ma adesso intanto vediamo se mi denuncia e poi vedremo, lasciamo fare gli avvocati. Io ho altre cose da fare, no? Cioè io queste cose qua proprio non ne voglio neanche sapere. Cioè. Io ho altre cose a cui pensare, no? Agli avvocati.
cavolate qua, perché veramente... Dall'emozione mi pare di capire che lei ha un po' di noti che non dorme più dopo quello successo. Non è che non dormo più, ma mi fanno ribollire il sangue queste cose qua, perché non posso crederci che questo vada in giro indisturbato a rubare a destra e a sinistra e va in giro tranquillo e ci prende pure per i fondelli. Porca miseria, cos'è che devo dire? Cioè... Ok, direttore, credo che insomma abbiamo spiegato bene la situazione. A te. Ha perfettamente ragione il derubato e i derubati in generale. Suggerisco diciamo, un'iniziativa legale contro le querele temerarie, cioè se la querela è temeraria, qui addirittura è assurda, ci si può rivalere sul denunciante, per cui è caso di sentire, in questi casi è meglio sentire gli avvocati. Come Bonnie e Clyde andiamo avanti sul versante dei furti, perché qui è una serie senza fine. Marito e moglie, come Bonnie e Clyde, hanno razziato delle auto, erano specializzati nei furti delle auto e sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri. I loro obiettivi erano le auto in sosta, nei parcheggi dei centri commerciali o di altre strutture. Dopo alcuni mesi di indagini, i carabinieri di Este hanno arrestato una coppia specializzata nello svaligiare le macchine. 54 anni lui, 45 lei, si appostavano nei parcheggi, soprattutto dei centri commerciali. Dopo aver individuato una potenziale vittima, presumibilmente donna, attendevano che riponesse il carrello della spesa e rompevano i finestrini rubando le borse appena riposte all'interno delle vetture. L'indagine era partita dopo il colpo commesso lo scorso 26 gennaio a Borgo Veneto nel parcheggio del centro commerciale Megliadino, dove ad una commerciante avevano rubato l'intero incasso della giornata, un bottino di 10.000 euro. Nei giorni seguenti la coppia di ladri aveva svaligiato un'auto a Saonara, tentando di forzare un posto di blocco hanno quasi investito un carabiniere. Grazie ai pedinamenti e alle telecamere di videosorveglianza dei parcheggi, la coppia è accusata di altri 6 furti nelle province di Padova e Rovigo. L'uomo a marzo con altri 2 complici era stato arrestato a Valeggio sul Mincio dopo aver rubato una borsa di una turista straniera nella sua auto parcheggiata all'esterno del parco Sigurtà. Marito e moglie ora sono agli arresti domiciliari nella loro abitazione di Stanghella. Diamo il titolo del Gazzettino sulla strage di Santo Stefano, tragedia in Cadore. Oggi l'udienza di convalida dell'arresto di Angelica Utter, la donna che era al volante della macchina che ha investito e falciato la famiglia. Intanto parte la raccolta fondi per mamma Elena, il PM dice deve restare in carcere, ha ucciso 3 persone, funerale unico, il nonno dice per non piangere ancora di più è probabile che siano giovedì i funerali a Favaro Veneto. Ci collegheremo tra poco con Tiziana Bolognani in diretta da Belluno per sapere le ultime sulla convalida o meno dell'arresto. Vediamo intanto un servizio in cui si vede questa macchina che a 90 all'ora procede verso purtroppo questo obiettivo che era la famiglia. Si è anche detto che poteva essere stato un investimento intenzionale, questo la magistratura lo dovrà ovviamente accertare. Vediamo. Il rumore che anticipa il passaggio dell'Audi ad alta velocità. Qualche istante dopo lo schianto e le urla di vittime e testimoni. Nel filmato registrato da una telecamera di sorveglianza gli istanti della strage di via Udine. Dopo che l'auto sfreccia in centro a Santo Stefano di fronte all'occhio elettronico, trascorrono 3-4 secondi, quelli che separano la vita dalla morte. Al volante c'è la 32enne tedesca Angelica Utter. A terra rimangono Marco Antoniello, il figlioletto Mattia, 2 anni appena, e la nonna Maria Grazia Zuin. Di professione media designer, residente a Deggendorf in Baviera, poco lontano da Ratisbona, ma di fatto senza alloggio in Italia, visti abiti, cibo e coperte rinvenuti in auto, la giovane donna, stando al video acquisito dai carabinieri di Belluno da un'auto officina del posto, viaggiava ad almeno 70 km/h in un tratto in cui il limite è di 50.
Un'elevata velocità, visto il posto, che potrebbe non essere casuale. Si fa strada all'inquietante ipotesi che l'automobilista possa aver investito volontariamente la famiglia di Favaro Veneto. Gli investigatori hanno verbalizzato una testimonianza secondo cui poco prima dell'incidente la donna aveva litigato furiosamente con una persona, poi era salita in macchina ed era ripartita sgommando, cercando forse di riversare la sua rabbia incontrollata su delle vittime innocenti. Anche ai nostri microfoni era stata riferita questa circostanza. Aveva fatto delle commedie via qua, era vicino alla stalla delle Fontana, ha detto che era fuori, urlava e poi è partita. Ad avvalorare l'ipotesi del gesto volontario l'assenza di segni di frenata sull'asfalto e l'improvvisa sbandata in un tratto rettilineo, come se Marco, Mattia e Maria Grazia siano stati il casuale obiettivo di una volontà di uccidere che potrebbe aggravare l'accusa formulata nei suoi confronti. Accusa, quella di triplice omicidio stradale, che in questo momento non garantisce la possibilità di trattenere in cella la 32enne, non essendo aggravato dall'uso di alcol o sostanze stupefacenti. Il timore della procura di Belluno è che Angelica, una volta in libertà, possa ritornare in Germania sfuggendo alla giustizia italiana. Servizio di linea Paronetto, oggi si deciderà per la convalida o meno dell'arresto. L'avvocato difensore di Angelica Utter dice non ci sono aggravanti, chiederemo che venga rimessa in libertà e intanto la donna piange e si dispera, dice sempre l'avvocato. Vediamo. La ragazza è molto provata, ha subito questo che è uno shock, indubbiamente è uno shock e una disgrazia prima di tutto per la famiglia delle vittime, però anche la ragazza è indubbiamente chiusa nel suo dolore, non si riesce a instaurare un dialogo perché capisce sostanzialmente la gravità di quello che è successo e ha il peso evidentemente di queste 3 vite. Lei riesce a spiegarsi come sia successo, come sia potuto accadere? No, lei ha rimosso, non si ricorda assolutamente nulla, non ha il ricordo di niente di quello che si è verificato e nel momento in cui le si parla di questo l'unica reazione che ha è mettersi a piangere. Per parlare con lei ho dovuto usufruire di una interprete e conseguenzialmente si è cercato sostanzialmente anche di spiegarle, anche se in questo momento probabilmente il dolore è talmente forte e non capisce neanche, evidentemente non vuole probabilmente neanche capire nulla riguardo al processo, ai meccanismi, a tutte queste situazioni rispetto alle quali lei continua a dire sono in un baratro. È come se non riuscisse a vedere evidentemente un futuro o qualsiasi altra cosa. Da parte nostra chiederemo la rimessione in libertà, il fatto che non venga applicata una misura, il fatto che siano venute meno le aggravanti e che conseguenzialmente non ci troviamo in una situazione in cui una persona si sia messa consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza oppure dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti oppure anche solo per gioco, filmando o qualsiasi altra cosa. Io penso che sia fondamentale e determinante per comprendere la situazione. Poi è chiaro che evidentemente anche gli accertamenti che verranno effettuati da parte delle forze dell'ordine in ordine alla dinamica, a come si è verificata, evidentemente hanno una rilevanza. Ci collegheremo tra poco con Tiziana Bolognani dal Tribunale di Belluno per avere l'aggiornamento sulla convalida o meno dell'arresto. Intanto, mentre si attende il nulla osta per i funerali di Mattia Antoniello, del papà Marco e della nonna Maria Grazia, un addio unico, probabilmente giovedì prende il via una gara solidale
per Elena Potente, che nella strage di Santo Stefano di Cadore ha perso il figlio di 2 anni, il compagno e la mamma. Per lei, attraverso i social, gli amici e gli ex compagni di classe hanno avviato una raccolta di fondi che possa aiutarla anche economicamente, tenendo conto del fatto che aveva avuto dal compagno Marco Antoniello anche un secondo bambino che ora è senza padre. Non lasceremo Elena sola, scrive su Facebook Matteo Scarpellino, che con lei aveva fatto asilo elementari e medie e che attualmente vive in Norvegia, e la sosterremo come possiamo. Per questo mi sembra giusto promuovere una raccolta di fondi in suo favore come forma di partecipazione. Matteo aggiunge agli estremi del conto corrente aperto anche un'annotazione personale: non ci sono parole per descrivere il dolore causato da questo dramma. E non c'è fine alle tragedie sulla strada. L'altra notte sono morti 2 ventenni in uno scontro frontale. Vediamo il servizio e poi andiamo in diretta a Jesolo da Anna Maria Parisi. Servizio. Una cosa da caponare i peli. 2 ragazzi che ho detto subito questi sono morti, però il ferito perdeva sangue anche lui a un ginocchio, a un braccio, era completamente sotto shock, tremava, così insomma una cosa che auguro a nessuno di vedere. È così che Enzo Bergamo racconta il dramma che ha visto consumarsi a 2 passi da casa sua. Lui, il primo a intervenire sul luogo. Erano le 5:45 quando un forte boato lo ha svegliato. Un incidente frontale che non ha lasciato scampo ai 2 giovani ragazzi che viaggiavano in direzione Jesolo. Mattia Pavanetto, 24 anni, e Tommaso Cattai, 22, morti sul colpo. Rimasto gravemente ferito il 38enne di Eraclea, che era alla guida della Citroen C4. L'uomo stava percorrendo via Piave Nuovo in direzione San Donà per recarsi al lavoro. Abbiamo sentito il ferito che chiamava aiuto e sono arrivato là, abbiamo chiamato i soccorsi e dopodiché ho assistito un attimino il ferito perché era sotto shock, mi ha fatto chiamare la moglie e la mamma, però non rispondevano, e dopodiché è arrivato subito l'ambulanza. Il 38enne è stato trasportato all'ospedale di Mestre in gravi condizioni. Non ce l'hanno fatta Mattia Pavanetto e Tommaso Cattai. Tocca anche la comunità iesolana perché purtroppo uno dei 2 ragazzi, benché abitasse a Musile, era figlio di un noto operatore della nostra zona, e quindi siamo ulteriormente scossi, e devo dire che purtroppo c'è poco da dire di fronte a queste notizie, se non in questo primo momento stringerci vicino alle famiglie. Il padre di Mattia Pavanetto, Mauro, è infatti un noto albergatore di Jesolo. Suo l'Hotel Sayonara, luogo dove i 2 amici, dopo aver passato la serata a una sagra, si stavano dirigendo. Mattia, 24enne, dopo gli studi aveva scelto di intraprendere la carriera militare. Da poco più di un anno era infatti entrato nell'esercito e nelle prossime ore sarebbe dovuto rientrare alla caserma di Trento. Di Musile di Piave anche l'amico Tommaso Cattai, 22 anni, dipendente di una fabbrica di Cessalto. Una strada provinciale, via Piave Nuovo, che i residenti raccontano come una strada pericolosa. Mi ero già immaginata che era successo qualcosa di brutto e siccome siamo tutti i giorni in mezzo agli incidenti ho preferito non andarci. Perché è una strada pericolosa? Perché questa è anche una strada pericolosa. Sì, adesso erano diversi anni che non succedeva più gente che moriva, però comunque ogni tanto anche qua ci sta qualche bel botto. A esprimere cordoglio alle famiglie anche l'Associazione Albergatori di Jesolo, che ha listato a lutto le sue pagine social, e la sindaca di Musile di Piave, Silvia Susanna, che perde altre 2 giovani vite sulla strada. Un copione che abbiamo già visto, ha commentato, con i 4 ragazzi che hanno perso la vita nel 2019. È una tragedia che colpisce le comunità. Cercheremo di stare il più vicino possibile alle famiglie. Servizio di Edi Kaliman, adesso andiamo in diretta a Jesolo dove c'è Anna Maria Parisi, cordoglio di un'intera comunità, degli albergatori e anche di una mamma che ha perso anni fa uno dei 4 ragazzi che erano stati speronati da un pirata della strada. A te Anna Maria. Sì, sono vite spezzate, non soltanto quelle dei ragazzi ma anche quelle dei familiari, un dolore incommensurabile, senza fine. Ed è con me, qui accanto a me, alla mia destra, Romina Ceccato, la mamma di Riccardo, uno dei 4 ragazzi morti, degli Angeli, morti nell'incidente del 2019. Accanto a me anche, ringrazio entrambi, le presidenti degli albergatori
albergatori di Jesolo, Piero Contarini. Buongiorno ad entrambi. Dunque, perché Jesolo, direttore? Perché proprio qui a Jesolo, a pochi passi da dove ci troviamo noi, a 100 metri da dove siamo noi, si sarebbero dovuti recare i due ragazzi che hanno perso la vita la notte scorsa, ovvero Mattia Pavanetto e Tommaso Cattai, 24 anni il primo, 22 il secondo, con Mattia che sarebbe dovuto venire qui insieme all'amico per soggiornare nell'albergo del padre e poi trascorrere la domenica, la giornata di ieri al mare. E così non è stato, Presidente Contarini. Sì, così non è stato, l'incidente ci ha colpito veramente fortemente, la notizia è rimbalzata immediatamente fra tutti i colleghi. Ricordo che Mauro è un caro amico, è a pochi... Il papà di Mattia. Il papà di Mattia è un socio dell'Associazione Jesolana Albergatori, nonché consigliere all'interno di quelli che è la nostra Federconsorzi, quindi personaggio stimato, la famiglia tutta sono carissimi amici. Mattia non lo conoscevo personalmente, ma so che esprimeva tutta la sua voglia di vivere e fra l'altro ho saputo anche che era volontario degli alpini e si sarebbe recato a Trento e questo mi fa grande piacere, perché sicuramente il volere aiutare la gente nel corpo degli alpini era sicuramente un bellissimo gesto. Sono vicino alla famiglia, tutta l'associazione lo è, tutta la località lo è, perché sicuramente Mauro e la famiglia tutta era una famiglia di grandi albergatori. Presidente, mi commuove anche vedere la sua commozione, veramente anche noi cronisti facciamo proprio fatica ad entrare a raccontare questi fatti, perché dalla sua voce insomma rotta così da questo nodo alla gola, da questo pianto strozzato che non riesce a contenere, si capisce anche quanto fosse vicino alla famiglia. Ieri avete listato a lutto anche i siti dell'Associazione Albergatori e adesso insomma è troppo presto per anche parlarne, decidere da farsi, ma state pensando anche a delle iniziative? Sì, nei prossimi giorni sicuramente attiveremo quello che è il nostro consiglio e cercheremo di capire che cosa la famiglia desidera per ricordare il figlio. Immagino che il sopravvivere al proprio figlio è sicuramente il dolore più grande che un genitore possa provare. Ecco, e non è facile questo collegamento, direttore, perché siamo proprio con la mamma di uno dei 4 ragazzi di Riccardo che ha perso la vita nel 2019. Adesso questa settimana ricorre l'anniversario, era il 14 luglio del 2019. Romina, si fa sempre fatica a raccontare di questo dolore immane, di questa tragedia immane, anche perché non sai mai veramente come rapportarti. Come sono stati questi 4 anni senza Riccardo? Allora, innanzitutto io esprimo le mie condoglianze a queste famiglie, esprimo la mia vicinanza e la mia totale solidarietà, perché come mamma posso capire che in questo momento si è morti anche noi genitori, non siamo più, ma come per il momento è un momento in cui dobbiamo piangere, sfogarci, arrabbiarci con tutti, è normale e naturale. Poi dobbiamo imparare una cosa, come l'ho fatto io con calma, a far vivere ancora dentro di noi e anche fuori di noi i nostri figli, perché i nostri figli ora sono solo volati, io dico sempre in un'altra stanza, ma ci stanno guardando e non vorrebbero vederci tristi, piangere. Ora è il momento della tristezza, ora è il momento del pianto, ora è il momento di arrabbiarsi con tutti, ma poi è il momento di sopravvivere per loro, perché hanno il diritto di vivere ancora. Romina, quando hai saputo della disgrazia di ieri, mi raccontavi prima della diretta, qual è stato il tuo stato d'animo? Fatalità, ieri mattina non lo so come mai, verso le 4
Mi sono svegliata al soprassalto. Di solito ogni sabato accade così perché alla domenica alle 4 mi è stato dato l'avviso che mio figlio non c'era più. E quella mattina mi sono svegliata, poi non riuscivo a dormire. Poi alle 7 ho aperto il telefonino e mi è sembrato di vivere l'incubo quando ho visto la macchina, i corpi dei miei figli, dei suoi amici dentro un sacco nero e portati via. E mi sono messa subito nei panni di quelle mamme e ho pianto come se fosse di nuovo un figlio mio, anche se non era, ma era come se fossero figli miei. Adesso con le immagini di Simone Merlo, se tu me lo permetti, Romina, vorrei che inquadrasse il tuo avambraccio destro, che però sembra da casa lo vedono come il sinistro. Chi è? Riccardo, te lo sei Questo tatuato? sì, l'ho tatuato a prescindere che magari uno dirà questa qua è matta. No, non lo sono, state tranquilli. L'ho fatto perché non è un tatuaggio che dice che tuo figlio è vivo o è con te. Tuo figlio è sempre dentro con te, ma ci vuole del tempo per capirlo. Ma perché mio figlio deve imparare e deve emanare a me l'energia per poter vivere e fare quello che lui avrebbe voluto. Come ha detto prima il Presidente, Mattia era dei volontari degli Alpini, si era dedicato e voleva diventare uno di questo. Bene, allora i suoi amici, i suoi parenti, i suoi familiari devono fare quello che Mattia voleva fare, perché solo così noi possiamo trovare la forza di andare avanti. Ripeto, adesso è tutto difficile, è il momento in cui non riesci a connettere. Ma piano piano la sopravvivenza è anche questo, fare quello che tuo figlio, come ha detto il Presidente, Mattia faceva, volontariato, che è un bel gesto fatto da un ragazzo di 24 anni o di 22, non so quanti ne aveva, 22 Mattia? 24, questo è un bellissimo gesto. Ecco, nel frattempo aggiornamento dello stato di salute del 38enne di Eraclea, rimasto gravemente ferito nello scontro frontale in cui hanno perso la vita i due ragazzi. Restano ancora gravi le sue condizioni e il 38enne resta ricoverato all'ospedale All'Angelo di Mestre. Direttore, ti restituisco la linea e se non hai domande da studio naturalmente. No, grazie molte Anna Maria, grazie molte, un abbraccio alla signora e poi a tutti i genitori delle vittime degli incidenti stradali che continuano purtroppo. Diamo notizia di altri 3 incidenti avvenuti nelle ultime ore, 5 feriti, il bilancio di quello avvenuto nella notte a Pozzonovo, siamo in provincia di Padova. Un'auto si è ribaltata nella notte lungo la Monselice Mare. All'interno 3 bambini e 2 genitori che sono stati immediatamente estratti dall'auto dai vigili del fuoco arrivati da Este e poi trasferiti in ospedale a Schiavonia. Fortunatamente sono rimasti feriti in modo lieve. L'auto è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento e si è capovolta in un campo a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 2:30 con la rimozione del mezzo. E 2 feriti è il bilancio di un altro incidente che è avvenuto a Borgoricco. Vediamo. Incidente ad ora di pranzo di ieri a Borgoricco in via Leonardo. Verso le 12:40 un'auto è finita fuori strada in un fossato a causa della perdita di controllo del conducente del mezzo, rimasto ferito insieme ad una passeggera. Un forte boato che ha attirato l'attenzione dei molti presenti in paese per una manifestazione. Sul posto immediati i soccorsi con i vigili del fuoco arrivati da Padova che hanno dovuto tagliare il tettuccio dell'utilitaria per estrarre la passeggera rimasta incastrata tra i sedili. Il conducente invece è riuscito ad uscire dal mezzo in autonomia. Entrambi sono stati affidati alle cure del SUAM 118 e portati al pronto soccorso di Campo San Piero per alcuni controlli. Sul posto è arrivato anche il soccorso che però non è stato usato per trasportare i feriti all'ospedale di Padova. La polizia stradale, oltre ai rilievi del caso per stabilire le cause del sinistro, ha deviato il traffico della zona. E un altro grave incidente è avvenuto sulla A4.
Vediamo. Il bilancio dell'incidente in autostrada lungo l'A4 tra Grisignano e Vicenza Est di 2 feriti. Il più grave è un 47enne di Noventa padovana che è rimasto coinvolto nello schianto insieme alla sua compagna. Entrambi ieri mattina erano in sella al loro scooterone e stavano effettuando un sorpasso. All'improvviso, forse per un guasto meccanico, l'uomo ha perso il controllo della moto e sono stati entrambi disarcionati. Gli automobilisti in transito che hanno assistito alla scena hanno subito dato l'allarme. Le condizioni del 47enne sono parse fin da subito molto gravi. È stato intubato e ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, mentre la compagna è stata a sua volta ricoverata ma in condizioni meno gravi. Sul posto i pompieri per liberare il manto stradale e la polstrada per gestire il traffico. Eccoci di nuovo come sempre in diretta con Focus TG. Vediamo una notizia dal Corriere del Veneto, riguarda i migranti. Arrivano 4.000 profughi, pronte strutture provvisorie, ma ci chiediamo dove li metteremo questi altri 4.000 migranti che si aggiungono ai 7.850 che sono già ospitati nel Veneto. Le 7 prefetture del Veneto ovviamente si rivolgono ai sindaci, i quali allargano le braccia, fanno tutto il possibile per venire incontro alle richieste dello Stato centrale, ma davvero sono in gravissime difficoltà perché non siamo più ai tempi degli hub, delle ex caserme che venivano riempite. Abbiamo raccontato storie incredibili dall'ex caserma Zanusso ad Oderzo e poi quella per esempio a Bagnoli. Vi ricordate quanti profughi erano stati stipati lì dentro? Come a Cona, quando parliamo con l'ex sindaco Alberto Panfiglio, ci racconta cosa avvenne in quegli anni. Adesso ne arriveranno altri perché tutti quelli che arrivano a Lampedusa, ogni giorno sono centinaia e centinaia, vengono messi nel centro di accoglienza di quest'isola, assediata praticamente, e poi questo centro di accoglienza viene svuotato. Nessuno ci dice dove vanno, ma lo scopriamo facilmente. Infatti 4.000 profughi nelle prossime settimane arriveranno in Veneto. Non è più tempo, dicono i sindaci, di ospitarli in ex caserme o comunque in strutture che possono essere riutilizzate, spesso edifici abbandonati, ma si arriverà alla quello che una volta si chiamava SPRAR, cioè all'accoglienza diffusa, e allora i sindaci cominciano a intravedere la possibilità, con grandi difficoltà e con grande amarezza, di ospitare nei loro paesi 10, 20, 30, 40 migranti che rappresenteranno comunque un problema perché non hanno lavoro, non hanno di che mangiare, e noi continuiamo a farli arrivare. Si dice che l'unico sistema erano i decreti sicurezza di Salvini che è sotto processo per sequestro di persona ed altri reati, e però gli altri dicono no, ci penseremo noi, ci penserà l'Europa, la quale invece ha assolutamente deciso per il momento di lavarsene le mani. Questa rimane la situazione. Allora, vediamo la notizia che riguarda i governatori, in particolare il presidente Zaia, che era in testa alla classifica dei governatori più amati e che adesso è stato in qualche modo retrocesso perché Bonaccini l'ha scalzato, ha scalzato Zaia e primeggia nella classifica con il 69% delle preferenze. I giornali fanno rilevare anche che comunque chi è stato scalzato come Zaia se la passa comunque bene perché non è a molta distanza dal primo classificato. Questo vale per il governatore Luca Zaia e anche per Luigi Brugnaro che ha perso anche lì il primato di più amato tra i sindaci d'Italia. Allora, vediamo in regia ci sono oggi, ovviamente i nostri tecnici sono in regia e ovviamente fanno un grande lavoro e continuano a farlo in ogni
edizione. Mi dite se c'è un collegamento, una diretta già pronta? Allora, con Renato Capoia e Fabio andiamo ancora con gli incidenti. C'è un motociclista che è morto a Signoressa. Purtroppo molti sono i motociclisti che sono vittime di incidenti e qui si tratta appunto della morte di un altro centauro. Vediamo. Un grande, piccolo ma grande. Era a pochi passi da casa Angelo Marchetto quando un malore lo ha stroncato. In sella al suo scooter elettrico era di ritorno per il pranzo dopo essere stato a trovare un amico in campagna. È improvvisamente caduto dallo scooter Angelo, battendo la testa. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del suo M118. Angelo Marchetto, 83 anni, era da più di 10 parte dell'Associazione Trevisani nel Mondo, un'associazione a cui si era avvicinato anche grazie al suo passato in Svizzera. Portava allegria, il ricordo del figlio Mauro. Allegria, il ricordo dei trevisani in giro per il mondo. Aveva girato anche lui il mondo? Ha lavorato tanti anni in Svizzera. Io sono nato lì. Operaio in un'impresa edile, ha lavorato per anni in Svizzera, esperienza che lo aveva portato poi a sentirsi vicino a chi, originario della provincia di Treviso, vive o ha vissuto nel mondo. Il ricordo commosso del figlio che fatica a spiegarsi la fatalità di una morte così improvvisa e assurda avvenuta a pochi metri da casa. Un gran uomo. Ancora cronaca, avevano emesso fatture false per 1,5 milioni di euro e una parte dei soldi li avevano trasferiti in conti correnti nei paradisi fiscali. La Guardia di Finanza ha denunciato i 2 soci. Vediamo. Fatture per 1,5 milioni riferite a operazioni inesistenti. La scoperta della Guardia di Finanza di Treviso, che ha rintracciato alle isole Bahamas una parte dei proventi di questa evasione, realizzata tra il 2015 e il 2018 da una società trevigiana, grazie all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da un soggetto maltese. I 2 soci dell'impresa sono stati così denunciati alla Procura della Repubblica di Treviso non solo per il reato di dichiarazione fraudolenta, ma anche per il reato di autoriciclaggio, visto che parte dei proventi dell'evasione, circa 285.000 euro, ora sotto sequestro, è stata rintracciata in 2 distinti conti correnti intestati a nomi di fantasia che i 2 indagati avevano aperto nelle isole dei Caraibi. Il giudice per le indagini preliminari di Treviso, alla luce degli elementi ricostruiti dai finanzieri, ha disposto il sequestro dei proventi illeciti riciclati all'estero. Il provvedimento è stato immediatamente eseguito dalle Fiamme Gialle in 2 conti italiani. E vediamo la politica con il segretario della Lega regionale, Dimitri Coin, alle prese in settimana con 2 nodi da sciogliere, cioè la nomina del nuovo CDA di Asco Holding e le dimissioni del sindaco di Castelfranco Stefano Marco. La nomina del nuovo CDA di Asco Holding, fronte questo su cui diversi sindaci leghisti hanno preso una direzione diversa dalla segreteria provinciale, e poi il nodo Castelfranco ancora da risolvere. Si apre una settimana impegnativa per il segretario della Lega Dimitri Coin, alle prese con un partito sfilacciato nel territorio, come ammette lui stesso. In questi 5 anni di commissariamenti così lunghi hanno portato anche a una certa anarchia. Dove il partito diventa debole, automaticamente gli amministratori occupano quello spazio di gestione anche politica. Martedì l'assemblea per il rinnovo dei vertici di Asco Holding. Coin è favorevole alla conferma dell'attuale presidente Giorgio Giuseppe Della Giustina, ma una fronda di primi cittadini preferirebbe l'ex sindaco di Villorba Marco Serena. Il rischio possiamo assumercelo nel momento in cui le cose sono nostre, ma quando sono dei cittadini dobbiamo usare la massima prudenza. E non dobbiamo pensare agli amici degli amici, perché se no rischiamo di andare nella direzione sbagliata. Servono persone capaci, persone competenti che possano dedicare il tempo. Non è necessario che siano politici, perché se hai chi ha le competenze bene, se no ben vengano i tecnici. Ben vengano i manager dunque, mentre il messaggio ai sindaci del Carroccio è chiaro. Mi auguro che prevalga il buon senso
e si punti alla tutela massima. Ancora senza soluzione infine il caso Castelfranco. Il sindaco Stefano Marcon non ha ancora ritirato le dimissioni, ma Coin confida che lo faccia a breve. Ci stiamo lavorando, sembra di andare nella direzione giusta. Il termine ultimo per ritirare le dimissioni è quello del 14 di questo mese, quindi di luglio, quindi venerdì, e quindi in settimana la questione dovrà andare per forza risolta. Io mi auguro insomma che a metà settimana si riesca a portare una notizia positiva. Io sono un ottimista di natura, l'altra volta dicevo che sono ottimista di natura, però ero seriamente preoccupato. Stavolta resto un ottimista di natura, però insomma qualche spiraglio insomma si vede per andare nella direzione giusta. E sapete che si parla molto di unificare i comuni per ottimizzare le spese, non sempre è facile, ci sono stati dei referendum in cui i cittadini hanno deciso che questa fosse la strada giusta. Sentiamo cosa dice a riguardo Luciano Sandonà, consigliere regionale della Lega. La denatalità, la fuga dai piccoli centri negli ultimi anni hanno contribuito a ridurre significativamente la popolazione dei piccoli comuni della nostra regione. Solo nella provincia di Padova ci sono ben 21 comuni che hanno meno di 3.000 abitanti. In Veneto in totale sono circa 570 i comuni, ma la geografia della regione potrebbe essere ridisegnata nei prossimi anni grazie al progetto di legge regionale sul riordino del territorio che verrà discusso in Consiglio regionale nei prossimi giorni. In Veneto sono una decina i progetti di fusione tra comuni avviati, spiega Luciano Sandonà, presidente della prima commissione. Ci sarà un leggero ritocco economico per favorire le fusioni che si aggiunge all'incentivo economico che viene dato anche dallo Stato. Per comuni di 4-5 mila abitanti si parla di incentivi economici 10 anni sull'ordine dei 6-7 milioni di euro complessivi. Nel Padovano nella scorsa legislatura regionale c'è stata la fusione di Borgo Veneto, in programma ora c'è quella tra Carceri e Vighizzolo, ma si abbozza anche un progetto tra Galzignano e Arqua Petrarca. Le fusioni tra comuni sono uno strumento che permette anche di garantire maggiori servizi ai cittadini. Per rispondere a queste esigenze, per dare i servizi, per garantire le funzioni ai singoli cittadini, ci sono comuni che ormai hanno anche 2 o 3 dipendenti. Molti dei comuni in Veneto non hanno neanche i vigili urbani. Questo sicuramente favorisce il portare avanti i servizi, quelli essenziali alla popolazione, e favorisce anche le economie di scala fra i singoli comuni. Certo ci devono essere delle caratteristiche, quindi la continuità territoriale, un idem sentire tra la popolazione, e la gente deve essere anche preparata alle singole fusioni. In regia Renato Capoi e Fabio Falliero. Questa mattina diamo un titolo del quotidiano Libero: PD e 5 Stelle fanno tornare i vitalizi, il voto è l'ultimo scandalo, e ci sono molti cittadini che protestano per questa misura approvata in una seduta estiva del Parlamento. Vediamo, siamo andati a sentire cosa ne pensano i padovani. Nell'ultima seduta del Consiglio di Garanzia del Senato, il 5 luglio, si è parlato di vitalizi e con 2 voti favorevoli, 2 contrari e un astenuto ha fatto la differenza il voto doppio del Presidente di questa speciale commissione, e così a chi è stato eletto prima del 2012 arriveranno soldi in più per il ricalcolo che verrà fatto dei vitalizi anche dopo i molti ricorsi dei parlamentari. Semplificando, possiamo dire che i vitalizi verranno ricalcolati e per molti questo significherà un significativo aumento mensile. Ma i padovani cosa ne pensano? Se è così, assolutamente contrario, senza se, senza ma. Troppo lontani dai cittadini quando prendono queste decisioni. Benissimo. Mi sembra che tutta l'attuale governo si stia schierando verso pochi contro i più. Cosa vuole che ne pensi? Potrebbe essere insomma anche un loro diritto? No, non è un diritto, non è un diritto. Sono sempre molto lontani dai cittadini quando prendono queste decisioni. Sì, certo. Possiamo aspettarcelo da questo tipo di governo, direi. Speravo di non dovermelo ritrovare, però me lo aspettavo, essendo io parteggiando per l'altra parte politica. Lontani dai cittadini, con decisioni come queste? Come tutti, devo essere onesta. Non ho visto finora un governo, se non il governo Draghi, di cui potessi sentirmi soddisfatta. Quindi non vedo un grandissimo cambiamento e non penso ci sarebbe stato neanche dall'altra parte. A me non mi sembra proprio il caso, visto i sacrifici che stanno facendo gli italiani.
e che il Parlamento si ridia i vitalizi ai propri parlamentari, così non lo trovo proprio adeguato per il momento in cui l'Italia sta vivendo. Allontana un po' i politici dai cittadini? Sempre di più, diciamo, non erano vicini e si stanno allontanando. Vedendo insomma questi vitalizi non mi sembra una cosa giusta. Allontanano la politica dai cittadini? Sì, non mi sembra giusto insomma tutti questi benefici per questi politici. Servizio di Federico Fusetti. Adesso andiamo a Bassano del Grappa perché è una stagione turistica che sta andando già adesso a gonfie vele. Le previsioni sono molto incoraggianti, ma a volte i turisti arrivano in città e le trovano chiuse. Ci racconta tutto in diretta Alex Giuliano. A te la linea, Alex. Un buongiorno allo studio, un buongiorno ai nostri telespettatori. Ebbene, mettetevi comodi perché oggi vi accompagniamo virtualmente, ma noi lo facciamo davvero, in un tour all'interno di quello che può essere una qualsiasi giornata di un turista che viene a visitare Bassano del Grappa. Noi siamo a pochi passi dalla stazione ferroviaria, quindi insomma ci siamo immaginati il turista che scende dal treno dopo un viaggio, insomma si sa, in treno viene sete e quindi la prima cosa che si cerca di fare una volta arrivati a destinazione è magari anche rinfrescarsi con una bibita fresca o perché no, insomma fare colazione, prendere un caffè. Ebbene, chi arriva a Bassano del Grappa esce dal viale della stazione e si ritrova il Caffè Italia, come vedete alle mie spalle, chiuso. Questa è diciamo una annosa questione, sono anni che non si risolve questo problema. L'amministrazione comunale aveva garantito, aveva promesso di riaprire questa struttura. Sembra che adesso si stia lavorando per renderla fruibile al pubblico a partire dai primi mesi dell'anno prossimo, del 2024, affidando appunto il Caffè Italia ai privati. Ma intanto il primo caffè che bevono i turisti arrivati a Bassano è senza dubbio un caffè amaro. Lasciamo stare allora le bibite fresche e i caffè, proviamo a dissetarci con la cultura, ma anche in questo caso un turista che viene a far visita a Bassano casca male perché, come vedete alle mie spalle, il Teatro Astra continua a essere una struttura vuota, senza anima, è l'unica rappresentazione che continua ad andare in scena riguardo il Teatro Astra. Scegliete voi se considerarla una farsa, una commedia o un dramma. Proviamo allora a rinfrescarci sulle rive del Brenta, ma anche in questo caso non c'è nulla da fare perché, come potete vedere, la spiaggetta di via Pusterla, nonostante anche in questo caso le rassicurazioni dell'amministrazione comunale che aveva a più riprese garantito la riapertura della spiaggetta già in primavera, i cancelli restano chiusi, la spiaggetta resta off limits ai turisti ma non al degrado e alla sporcizia. Tutti sanno che Bassano e questo territorio sono ricchi di storia, una ricchezza che evidentemente viene custodita gelosamente perché qualcuno ha pensato bene di chiudere il Tempio Ossario, chiuderlo per ferie. Uno sconsolato Alex Giuliano da Bassano del Grappa, e ne ha ben donde, ma andiamo adesso ancora sulla cronaca in diretta da Santa Giustina in Colle. C'è Valentina Visentin perché è un giallo il ritrovamento del cadavere di una signora anziana. A te la linea, Valentina.
Sì, buongiorno direttore, ci troviamo in via Vicinale Centioni nella frazione di Fratte di Santa Giustina in Colle. Lungo questo canale che vedete alle mie spalle ieri mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di una 77enne del posto, Elena Cecchini. A ritrovare il corpo senza vita dell'anziana signora purtroppo proprio uno dei figli insieme alla nuora che domenica mattina si era recato per far visita alla mamma. Non trovando la casa ha cominciato subito a cercare la madre, l'anziana madre, e purtroppo hanno notato il corpo che era immerso nelle acque di questo fossato. Sul posto ovviamente i carabinieri ma anche i vigili del fuoco del distaccamento di Borgorico per il recupero. Al momento si propende per un annegamento, anche se ancora non si sta cercando di capire come mai l'anziana fosse uscita in piena notte per fare una passeggiata. Molto probabilmente si è disorientata, ha perso l'orientamento o ha messo male il piede in a questo lato della strada che è un po' scosceso e quindi molto probabilmente è caduta, e si tratta veramente di un dramma. C'è stato ovviamente un primo esame del corpo, del medico legale, che ha escluso ovviamente segni di violenza e quindi si esclude che l'intervento di terzi. Si tratta molto probabilmente di una morte accidentale e quindi l'autorità giudiziaria ha disposto il ritorno della salma ai familiari, che dovranno così decidere la data delle esequie. Le condoglianze ovviamente ai familiari poi sono arrivate anche dal sindaco di Santa Giustina in Colle, Moreno Giacomazzi, che insomma ha subito portato la sua vicinanza ai familiari della signora, una signora che viveva proprio da sola e vicino ai figli in questa parte della frazione di Fratte di Santa Giustina in Colle. Da Santa Giustina in Colle è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentina. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo con Focus TG a tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, torniamo a Bassano del Grappa perché sono stati vandalizzati sistemi che riguardano gli ipovedenti alle strisce pedonali. Ci racconta tutto in diretta, anzi non in diretta, è un servizio, il servizio di Vanessa Banzato. Ecco, vedete, questo è un pezzo di quel progetto da 80.000 euro avviato lo scorso anno dall'amministrazione comunale per abbattere le barriere architettoniche. Nello specifico questo pezzo di materiale che serviva per il percorso ideato per persone ipovedenti e cieche, per collegarle appunto dalla stazione dei treni di Bassano fino al centro della città, il percorso sta già perdendo pezzi e questo è un chiaro esempio. Purtroppo i pezzi che si sono tolti dal percorso di via Chilesotti per ipovedenti sono più di uno, per non parlare dei tratti in cui si presentano pericolosi rialzi. E chi cammina sul passaggio pedonale in corrispondenza del tratto in questione rischia di inciampare, come tra l'altro ci hanno segnalato diversi nostri telespettatori. La cosa che fa arrabbiare i cittadini è che il progetto del comune per rendere la città più inclusiva risale ad appena un anno fa. Quindi altro che abbattimento. Ridotto in queste condizioni, il percorso per ciechi e ipovedenti rischia di essere l'ennesima barriera architettonica presente a Bassano. E sempre a Bassano del Grappa ancora tensione tra i residenti del quartiere San Lazzaro che non vogliono l'autolavaggio, che protestano da mesi. Ormai vediamo cosa hanno detto a Alex Giuliano. In questo periodo sentir parlare di fare le valigie fa venire in mente le vacanze, il mare, l'inizio di un periodo di relax e serenità. Non a San Lazzaro, non in via Due Ponti. Qui tanti residenti sono pronti a fare le valigie perché vivere nel traffico, vivere circondati da capannoni e cemento, vivere con un autolavaggio davanti casa non è ciò che volevano quando hanno comprato la loro abitazione lì. E non è ciò che vogliono adesso, soprattutto ascoltando i silenzi rumorosi di amministrazione comunale e regione. Tanti mi hanno già detto, tanti abitanti hanno già detto se dovesse essere noi andiamo via, e quindi dopo tanti sacrifici di una vita per comprarsi una casa purtroppo ecco questo è il risultato. Allora
mi chiedo se anche noi abbiamo, cioè tutti hanno diritto, voglio dire, ad avere il posto di lavoro, a fare un'attività, però noi abbiamo diritto di viverci qua. Io le dico che ho anche scritto in regione al signor Zaia, non ho mai avuto risposta. I miei genitori, io e mio marito abbiamo fatto sacrifici enormi per comprarci una casa qua, dunque la politica è stata eletta per tutelarci, per fare gli interessi dei suoi cittadini. Se i tuoi cittadini ti dicono noi qui abbiamo un problema, tu ci devi tutelare, oppure ci devi parlare, ci devi dire qualcosa, ci devi dire perché hai intenzione di fare questa cosa e come tuteli il cittadino. Questo io dico. Risposte, chiarezza, dialogo, 3 cose che mancano a detta dei cittadini e mancano da parte di chi, comune e regione, dei cittadini è nei fatti il rappresentante. Tutela dei lavoratori e salvaguardia economica meritano attenzione, questo nessuno lo mette in discussione, ma la politica sembra voler spostare il dibattito sul tutti contro tutti, mettendo cittadini contro lavoratori e viceversa, per poi, dicono da ambienti vicini al Consiglio Comunale, spaccarsi internamente di fronte a quello che qualcuno definisce metaforicamente il ricatto delle aziende. E intanto lì a San Lazzaro fanno i conti con un aumento di traffico già adesso, complice la chiusura del Ponte Nuovo. Al mattino, quando devo uscire, meno un quarto alle 8, dovrò prendermi un elicottero per uscire. Il messaggio che i residenti lanciano all'amministrazione e alla politica è chiaro. Che mettano in pratica tutte le parole, transizione ecologica, salvaguardiamo il verde, inauguriamo piccoli parchi. Questi non occorre crearli, li abbiamo già questi campi, salvaguardiamo questo verde. Protestano i cittadini anche a Padova, in questo caso per la chiusura del cavalcavia Borgomagno. Andiamo da Francesco Rattai. Sì, buongiorno dall'Iston, da Padova, siamo davanti alla sede comunale di Palazzo Moroni. Con noi una rappresentanza dei commercianti di Padova e dell'Arcella. Sono qui per consegnare le firme che hanno raccolto per chiedere la riapertura del cavalcavia Borgomagno. Insomma, avete raccolto parecchie firme. Sì, buongiorno, abbiamo raccolto 3.100 firme che adesso andremo a protocollare, appunto per chiedere la riapertura del cavalcavia Borgomagno, che rappresenta il collegamento naturale e diretto al quartiere Arcella. Con questa scelta della Giunta, il quartiere Arcella, tanto amato dalla Giunta in campagna elettorale, al quale hanno dedicato molti progetti, è completamente tagliato fuori. Il quartiere si sta desertificando e impoverendo, il traffico è praticamente sparito, coloro che devono anche tornare a casa la sera devono compiere un giro vizioso attraverso il Sarpi del Mazzi, impiegando 20 minuti di tempo in più traffico, più smog. Stiamo attendendo la soluzione che 20 giorni fa in Consiglio Comunale il sindaco Zolani aveva prospettato, ma ad oggi nulla è stato fatto per il ripristino del doppio senso, che è una cosa fondamentale per la vita, la qualità del nostro quartiere. Molte le firme che avete raccolto da parte di commercianti, voi siete un po' dei capofila di chi ha dell'attività in Arcella, ma anche di semplici cittadini che richiedono questa apertura. Certo, moltissimi residenti, perché come commercianti non è che siamo un numero elevatissimo. Molti residenti hanno aderito a questa raccolta firme, in quanto per tornare a casa da lavoro, solo per spostarsi da una parte all'altra del quartiere, i tempi sono diventati da 5 minuti, si passa a 25 minuti per fare cavalcavia Sarpi Dalmazia. Invece l'altro, Unità d'Italia, nemmeno è segnalato, è anche difficile da percorrere, perché la gente fa anche fatica a conoscerlo. La gente vuole entrare all'Arcella per il Borgomagno, noi siamo isolati, cioè veramente. Cosa vi dicono i residenti, i cittadini? Allora, io ho raccolto moltissime firme e quello che ho percepito è proprio la mancanza di comunicazione tra il centro e l'Arcella, il fatto che per una cosa molto semplice sia diventato tutto complicato. Fare l'altro cavalcavia è
molto più lungo e soprattutto molto molto trafficato da che hanno chiuso il Borgomagno. La gente dice non è possibile. Se succede poi un incidente come non molto tempo fa, si formano code di 2 o 3 ore, non è accettabile una cosa del genere. Basta trovare una soluzione, bisogna volerla trovare la soluzione, no parlare solo. Noi abbiamo dato tanto a questa amministrazione, penso che l'Arcella meriti tanto da questa amministrazione. Ecco, questo è il punto di vista dei commercianti e dei residenti dell'Arcella. Restituisco la linea allo studio. Grazie Francesco Rattai e ai suoi ospiti. Vediamo alcuni titoli dalla prima pagina dell'edizione online del Gazzettino. Follia a Mestre, rissa furibonda, bottigliate in strada. Il parroco, blinderei anche la chiesa. E poi bimbo di 8 anni morso da una vipera, portato d'urgenza in ospedale. Il prefetto di Padova coinvolto in un incidente, è rimasto illeso il prefetto Messina, è morto un motociclista di 34 anni. La notizia con cui abbiamo aperto con Lucio Zanato in diretta da Treviso, il furto all'osteria Tony Despin, il ladro ripreso dalle telecamere querela la vittima, mi diffama. Una storia, sembra una barzelletta. Addio al piccolo Matteo, angioletto stroncato a 11 mesi. E poi chi sono gli amministratori locali più amati d'Italia? Zaia e Brugnaro perdono il primato in classifica ma si difendono bene. Rientro da incubo dalla montagna, furgone a fuoco sul viadotto dell'A27, ieri sera davvero un calvario per gli automobilisti nei pressi di Vittorio Veneto. Torniamo a Bassano del Grappa, salta la guardia medica, non a Bassano del Grappa, a Sant'Orso, e ci sono i sindacati sul piede di guerra. La chiusura del presidio di guardia medica a Sant'Orso sta sollevando preoccupazioni e malumori fra i cittadini nei confronti dell'organizzazione del servizio da parte dell'ULSS 7. Malumori e preoccupazioni che per la CGIL Vicentina sono del tutto motivati e rinviano, fa sapere una nota del sindacato, ancora una volta a una mancata programmazione e valorizzazione dei professionisti chiamati ad assisterci e curarci, con conseguenze pesanti sulla qualità e quantità dei servizi. La CGIL sottolinea come il nuovo assetto del servizio porti a una riorganizzazione della continuità assistenziale che viene così ridimensionata per far fronte al dimezzamento dei medici in servizio. Anche se chiamarlo dimezzamento potrebbe essere un eufemismo, visto che passano, secondo i dati della CGIL, da 30 a 12. La sigla sindacale si rammarica del fatto che l'ULSS 7 non abbia informato preventivamente i propri medici di continuità assistenziale della prospettiva di riduzione dei compensi, anche per provare a tenere vivo un dialogo e valutare possibili soluzioni utili a tenersi stretti i pochi professionisti a disposizione, si legge nella nota emessa nelle scorse ore. Che cosa chiede il sindacato? In primis di rivedere le regole nazionali e che la Regione trovi le risorse per evitare la fuga di professionisti. Ma serve che nel frattempo anche l'azienda eserciti tutta la sua autonomia decisionale per provare a trovare soluzioni per favorire l'ingresso di nuovi medici. Insomma, servono programmazione e risorse, altrimenti il futuro è segnato. Bei contenitori come gli ospedali di comunità in mano ai privati è l'accusa della CGIL, che senza vincoli possono meglio remunerare le prestazioni dei professionisti e al contempo trarne profitto. Ma chi paga questi profitti? Beh, qualcuno vuol rispondere? Servizio Ferdinando Garavello, vediamo ancora sul versante della sanità cosa ha pensato di fare l'ULSS 3 Serenissima per causa della mancanza cronica di medici a Venezia, una campagna pubblicitaria per attirarli in questa splendida città. Vediamo. A Venezia è più difficile rispetto a altri territori individuare medici disponibili. I costi e la logistica sono decisamente importanti da fronteggiare. Da qui la proposta dell'ULSS 3 Serenissima e del Comune di conferire incarichi provvisori di medicina generale per la copertura di ambiti territoriali carenti a Venezia, centro storico e isole.
Successivamente, secondo la norma vigente, potranno diventare a tempo indeterminato. La campagna "Dottore, la città più bella del mondo ti aspetta", un invito a livello nazionale, è stata presentata di fronte all'ospedale civile di Venezia, lanciata con un videomapping sulla facciata della Scuola Grande di San Marco che sarà ripetuto nelle prossime serate. La criticità di Venezia la possiamo risolvere anche con chi decide di cambiare vita come medico e a riprendere la propria carriera, la propria professione in una città oltretutto bella, unica al mondo, che offre tantissime opportunità e non solo rimarcando le difficoltà, ma esaltando di quelli che sono i pregi di una città unica al mondo, dove i cittadini del mondo vengono qui a viverla e per questo non vivere una propria professione. E noi stiamo cercando di passare questa immagine della bellezza che aiuta a vivere e anche a risolvere qualche problema. Per andare incontro ai professionisti interessati, infatti, si mette a disposizione un ambulatorio a canone agevolato, l'accompagnamento dei medici nella ricerca di un alloggio, la disponibilità di un parcheggio gratuito alle porte della città. Attualmente a Venezia risultano in attività 45 medici di famiglia, ma si prevede che una decina di loro lascerà il lavoro entro il 2024. 3 sono cessati nelle scorse settimane. Le situazioni più critiche riguardano Sestiere San Marco, quello di Castello e l'isola della Giudecca. L'appello è stato però esteso per la copertura medica a Cannareggio, San Polo, Dorsoduro, Lido e Pellestrina. Da qui a fine anno avremo bisogno di 3 medici per la zona di Castello, di San Marco e della Giudecca. Attualmente questi pazienti sono comunque presi in carico da altri medici e da un ambulatorio pubblico. Però insomma, noi stiamo veramente cercando con questo messaggio di far sbarcare qui a Venezia qualche giovane medico di medicina generale che voglia prendersi cura della città. Servizio di Ilaria Marchiori, siamo sempre in attesa di collegarci in diretta con Tiziana Bolognani da Belluno perché il giudice per le inchieste, per le indagini preliminari dovrà decidere se convalidare o meno l'arresto di Angelica Hutter, la donna che ha falciato la famiglia a Santo Stefano di Cadore, uccidendo 3 componenti di questa famiglia, per cui l'avremo, spero, tra poco. Intanto andiamo a Belluno, che è un territorio sismicamente a rischio, e vediamo che verifiche sono state fatte dopo le scosse che sono state registrate anche nel Cansiglio. Vediamo. Microzonazione sismica del centro di Belluno, per la quale il comune ha dovuto investire 60.000 euro. Lo richiede la regione e senza si bloccano le richieste edilizie e i relativi introiti per il comune. Serve soprattutto per dare la possibilità a chi oggi vuole fare un piano attuativo, vuole fare una variante urbanistica e vuole soprattutto intervenire in alcune aree, la necessità di dare questo terzo livello di zonizzazione sismica. Le operazioni verranno svolte martedì 11 luglio e l'amministrazione si raccomanda affinché nessuno abbia a spaventarsi dei botti che verranno causati dalle procedure necessarie alla ricostruzione dell'assetto sismico e all'analisi della profondità del substrato roccioso. Saranno una trentina la mattina, tra le 8 e le 13, nel tratto cittadino tra la prefettura e Piazza dei Martiri, passando per Porta Dante, e altrettanti il pomeriggio tra le 14 e le 19 tra via Psaro e Piazza dei Martiri. Durante questi test il traffico veicolare verrà interdetto e non vi dovranno essere vetture lasciate in sosta. Allora andiamo avanti con un cammino straordinariamente suggestivo in Valdobbiadene, sulle colline del Prosecco dell'UNESCO, al santuario di Vidor. C'è stata l'inaugurazione ufficiale di questo cammino delle colline, 51 chilometri dal Piave al Cansiglio, per un territorio che oltre al vino sta già investendo in maniera molto importante nel turismo. Vediamo. 3, 2, 1, via! Farfalle al posto del classico taglio del nastro per l'inaugurazione del cammino delle colline del Prosecco. 4 tappe per un totale di 51 km che partono da Vidor per raggiungere Vittorio Veneto percorrendo tutta l'Alta Marca Trevigiana. E chi pensa ad una passeggiata è già fuori sentiero. 4 tappe, 4 giornate da 12 km ciascuna. Verrebbe da dire pochi chilometri, perché chi fa i grandi cammini ne fa anche 30 al giorno.
c'è una piccola differenza, 2265 metri è un dislivello che è più da ultra trail, più da cammino dolomitico che da cammino di collina. Quindi diciamo che l'invito è quello di attrezzarsi, non andare in ciabattine. Assolutamente, passo sicuro, preparazione atletica e scarponi. Niente bicicletta o altro mezzo che non siano le proprie gambe, che porteranno cittadini e turisti in luoghi unici come il panorama dalla cima del Monte Baldo, oggi fatta vedere nei collegamenti Instagram degli influencer capitanati da Canal il Canal nel corso della presentazione del percorso sulla collina del santuario di Vidor. E raccontateci un po' qualcosa di questo luogo. 3 anni per completare il percorso con tabelle, cartelle, timbri, ma anche responsabili logistici delle diverse tratte e tutto il supporto internet per far diventare il percorso delle colline del Prosecco un cammino turisticamente attrattivo come lo Spagnolo di Santiago di Compostela. E non a caso il prossimo obiettivo è strutturare tutta la zona per l'accoglienza diffusa. Abbiamo iniziato 2 anni fa la mappatura di tutti gli edifici rurali che sono presenti sul territorio nei vari comuni, proprio con l'obiettivo di pensare a riqualificarli, magari anche con poi una destinazione di accoglienza che sarebbe il perfetto connubio tra quella che è l'attività vitivinicola, quindi degli agricoltori, dei ristoratori, degli agrituristi, con quella che invece è l'accoglienza che è tipica del Veneto. Ci sono opportunità economiche per chi vorrebbe ristrutturare? Sì, ci sono tante opportunità, soprattutto oggi con l'avvento del PNRR. Ricordo l'anno scorso l'apertura del bando proprio sugli edifici rurali. Io credo che la Regione debba veramente investire ancora su quel bando perché c'è stato tantissimo interesse e può consentire proprio a una zona di valore come questa di investire sulle ristrutturazioni. Una storia di guerra e di deportazione è stata raccontata l'altra sera a Zenzon da Ivano Sartor alla presenza del figlio, dei nipoti e pronipoti del protagonista di questa storia, che era stato fucilato dai nazifascisti a San Donà nel 1944 al servizio di Lucio Zanato. Mi ricordo, era il soggiorno piccolo lì e c'erano tutti raccolti 3 o 4 persone che ascoltavano il messaggio che attendevano da Radio Londra, quello che significava lancio d'armi. I ricordi da bambino tornano alla mente guardando questa vecchia radio carica di storia. È l'apparecchio dei conti Badini che avevano una villa a Zenzon di Piave. Padrone di casa è il conte Gustavo Badini, industriale della zona, che dopo l'8 settembre del 1943 decide di stare dalla parte dei partigiani, ma soprattutto degli ebrei che continuano a sfuggire ai rastrellamenti. Per questo ospita nella sua villa 2 famiglie, i Salvadori e gli Andreon, facendoli passare per parenti sfollati da Venezia. E per questo, dal 2 novembre del 2011 il suo nome è tra i 27.000 in tutto il mondo che il popolo ebraico riconosce come giusti tra le nazioni. Ma il conte Gustavo va oltre e inizia a organizzare il recupero delle armi che arrivano sulle spiagge di Eraclea e Caorle per la Resistenza, anticipate proprio dai messaggi cifrati di Radio Londra. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Attività che anche per la sua posizione sociale lo espongono troppo, al punto che nel dicembre del 1944 viene catturato dai nazifascisti, torturato e ucciso a San Donà di Piave. A posteriori gli viene intitolata una brigata partigiana e poi a Zenzon la strada principale che porta il suo nome. Di recente anche il comune di Treviso gli ha dedicato una via nel quartiere di Sant'Antonino. Badini, tutta la sua storia e la sua famiglia sono legati a noi, al nostro territorio e alla nostra comunità, sono un tutt'uno, fanno parte della nostra storia, fanno parte del nostro vissuto, ma anche del nostro futuro, perché non possiamo sapere dove andremo se non sappiamo da dove siamo venuti. Contare una storia soprattutto per imparare da quella storia. Si dice che la storia è maestra di vita, io non ci credo molto perché gli errori l'umanità continua a ripeterli e sono sempre gli stessi alla fine, però almeno avere la consapevolezza che si sarebbero potuti evitare, questo sì. Torniamo alla strage di Santo Stefano del Cadore. Oggi il giudice per le indagini preliminari deve decidere se convalidare l'arresto. L'arresto di Angelica Utter. Ci colleghiamo in diretta con Tiziana Bolognani.
Sì, direttore, buongiorno. Allora, Angelica Utter, secondo fonti interne al carcere, non è presente questa mattina all'udienza di convalida che si tiene proprio all'interno della casa circondariale di Baldenic a Belluno. Ci sono la GIP Enrica Marson, il PM Simone Marcon e l'avvocato Giuseppe Triolo che come sapete e come vi abbiamo riferito nel telegiornale di sabato chiederà la scarcerazione della sua assistita che fino a perlomeno alle ultime ore non aveva detto nulla, sembrava che non avesse di rispondere alle domande del giudice e invece dalle 9:45 di questa mattina l'udienza è in corso e siamo qui e stiamo aspettando l'esito di questa udienza che si svolge evidentemente con il supporto, con l'ausilio di un traduttore, quindi possiamo anche immaginare che se la ragazza ha deciso di rispondere alle domande probabilmente le lungaggini saranno superiori rispetto a un interrogatorio normale. Intanto oggi a Santo Stefano di Cadore è il lutto cittadino, bandiere a mezz'asta, sono state sospese tutte le iniziative pubbliche organizzate in questi giorni in attesa dei funerali che si celebreranno probabilmente alla fine della settimana, non appena la magistratura bellunese darà il nulla osta. E quindi anche l'amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore ha già annunciato che parteciperà ai funerali che si svolgeranno a Favaro, Veneto. Direttore. Dovessero esserci delle novità, ovviamente richiedici la linea. Grazie a Tiziana Bolognani che ha seguito in questi giorni con Stefano Bozzi tutta la vicenda drammatica, tragica della famiglia falciata da Angelica Utter a Santo Stefano di Cadore. Con la regia a questo punto direi con Renato Capoia e Fabio Falliero andiamo in pubblicità e poi torniamo con altre notizie, altri collegamenti in diretta dal nostro territorio. State con noi. Diamo un'occhiata ai giornali nazionali, questi sono i titoli del Fatto Quotidiano. Il Cremlino conferma Prigozhin, che è il leader della brigata Wagner, ha incontrato Putin, bombe a grappolo, Pechino dice altra benzina sul fuoco, Svezia, Ucraina, Cina, la NATO decide il suo futuro. Gli Stati annacquano la legge dell'Unione Europea contro le querele temerarie, l'appello della società civile e del figlio di Daphne Caruana Galizia. Schlein sfida Meloni, ostaggio degli scandali, esca dal silenzio su mutui, inflazione e salario minimo. È molto determinata Eli Schlein, segretaria del Partito Democratico, nella lotta al governo. La Santanchè in aula ha mentito anche sui suoi compensi. La dipendente della Santanchè a Report, lavorava a Visibilia, dice sono stata pagata coi rimborsi spese mentre ero in cassa Covid. E poi qui mi sono svegliata dalla russa, mi ha drogata, le chat con l'amica della 22enne che ha denunciato il figlio del Presidente del Senato, disperso un'imbarcazione con almeno 200 migranti al largo delle Canarie, era salpata dal Senegal, e i 2.142 super ricchi venuti in Italia per pagare meno tasse e i dubbi sugli 11.000 italiani nei paradisi fiscali. Torniamo alla cronaca, al territorio. A Zero Branco il mercato settimanale del sabato è stato riconosciuto come luogo storico del commercio. Vediamo. È un riconoscimento che inorgoglisce la nostra comunità e il paese di Zero Branco, ma soprattutto che certifica l'importanza di una delle attività che qui storicamente è sempre stata riconosciuta, cioè il mercato del sabato. Al mercato settimanale di Zero Branco il riconoscimento di luogo storico del commercio. Con una breve cerimonia, amministratori, ambulanti e cittadini hanno condiviso il momento della fissione della targa che certifica il ruolo assunto nel tempo dal mercato del sabato. A me il modello di paese verso cui stiamo andando non mi piace assolutamente, perché io ho paura che la forbice fra ricchi e poveri si stia drammaticamente aprendo
e non vorrei che questo diventasse un paese per ricchi e basta. L'inflazione sta mordendo la capacità di acquisto delle nostre famiglie, le famiglie monoreddito stanno vivendo un momento davvero difficile. Ecco, un mercato come questo dà una risposta. E diciamo che una delle caratteristiche del mercato è proprio quella di riuscire a trovare merce che abbia un rapporto qualità-prezzo magari più agevole rispetto a quello che si possono trovare in alcuni negozi, ma poi c'è soprattutto lo spirito di comunità e lo spirito di aggregazione, che è un valore aggiunto che i centri commerciali non hanno. È come se al sabato a Zero Branco ci fosse una festa ogni settimana e si ripetesse nel tempo. Un mercato di cui si hanno i primi riscontri nel 1797. È partito con le pesche, con i peperoni, con questi prodotti caratteristici della zona e man mano sono stati portati nel mercato e venduti al dettaglio. Poi naturalmente da questo nasce il mercato un po' alla volta, ma è cresciuto così. Da settembre, a facilitare la vita a operatori e clienti, ci sarà anche un'app. Diventerà più smart e inoltre consentirà ai cittadini di ricevere informazioni sul svolgimento del mercato, eventuali spostamenti in occasione di manifestazioni che impegnano la piazza e così via. E qui anche attività che sembrerebbero d'altri tempi, come l'arrotino, che nel caso ha solo 34 anni e ha proseguito l'attività di famiglia. Se no il nonno quando andava in pensione si fermava l'attività, allora ho preferito prendere in mano. Ecco. E si riesce a vivere con questo mestiere? C'è tanto da fare sacrifici, però si riesce a vivere. L'aveva accennato poco fa Alex Giuliano, il Tempio Ossario di Bassano e Grappa è chiuso per ferie, vediamo come mai nel servizio di Ferdinando Garavella. In una Bassano con la testa già in vacanza e spaccata letteralmente in due dai lavori del Ponte Nuovo, arriva un'altra novità che riguarda ancora una volta il Tempio Ossario. Venite con noi, venite a vedere il cartello che è comparso proprio in queste ore sul portone di questo importante monumento bassanese, una cosa che non ci si aspettava, ma ve la facciamo vedere. Ecco qua, praticamente il Tempio Ossario chiude per ferie, cambiano tutti gli orari, vediamo lì da vicino questi nuovi orari, questa sorta di chiusura per ferie. Allora, dalle 9 alle 12, dalle 13 alle 17, dal lunedì al venerdì, in teoria poi 10, 12, 15, 18 di sabato, domenica sempre chiuso, ma vediamo che se sabato 1 luglio era aperto, da lunedì 3 a venerdì 7 era chiuso, poi sabato 8 luglio aperto, lunedì 10 luglio chiuso, martedì 11 luglio chiuso, è tutto uno stilicidio di chiusure e aperture che potrebbero mettere in difficoltà le persone che possono aver voglia, che possono aver piacere di venire a visitare questo monumento. E noi ci chiediamo che cosa troveranno i turisti, che cosa troveranno le persone che magari avrebbero piacere di venire a vedere questo monumento, magari prima di salire a Cima Grappa, prima di salire ad Asiago per vedere il sacrario dell'altopiano dei 7 comuni, e chiediamo a chi di dovere il perché di questo cartello, se è giusto, se è normale una cosa del genere. Poi vi faremo sapere come andrà a finire. E Castelfranco Veneto, togliamo questo titolo che ormai Castelfranco Veneto è diventato il regno della musica in questi ultimi giorni, grazie al maestro Diego Basso e ai tanti musicisti dell'Art Voice Academy, tanti concerti, folto pubblico, vediamo. È uno spettacolo unico, è la prima versione con questa grande orchestra. Con l'Orchestra Ritmo Sinfonica Italiana diretta dal maestro Basso, i 4 protagonisti della celebre opera firmata da Riccardo Cocciante daranno il via a Musical, uno spettacolo che raccoglie il meglio del musical, del pop italiano e internazionale, delle colonne sonore più belle di tutti i tempi. È un racconto di 20 anni e più della nostra vita insieme, è sul palcoscenico e fuori dal palcoscenico. Belle canzoni, quelle di sempre, quelle che non muoiono mai, le sempreverdi cosiddette, ma anche aneddoti e storie simpatiche per intrattenere il pubblico e aiutarli a passare una serata divertente ma all'insegna dell'estate. Uno spettacolo che racconta i 20 anni d'amicizia tra i protagonisti. Entusiasmo, semplicità, voglia di divertirci, insomma anche con qualche momento di riflessione che non fa mai male, insomma
questo sarà musical proprio music hall, nel senso che dicevo musica senza confini, in questo senso perché spaziamo tra generi. Spettacolo con imprevisto, non sarà presente infatti Vittorio Matteucci, al suo posto però Leonardo Di Minno e Ilaria Mongiovì, anche loro protagonisti della Grande Carovana di Notre Dame. 4 artisti che spazieranno dal musical alla musica pop italiana, insomma sarà una serata particolare. La grande orchestra in Piazza Giorgione, quindi questo è domani sera a Castelfranco Veneto. Allora, chiudiamo con i titoli del Corriere della Sera. Mosca conferma, Putin ha visto Prigozhin, il comandante della brigata, e avverte reazione ferma se Kiev entra nella NATO, la brigata Wagner ovviamente. 200 migranti dispersi al largo delle Canarie, a bordo anche molti bambini. La chat della ragazza che accusa la russa Junior: mi ha drogata, ho paura, ma vado avanti. Il padre della ragazza ha detto che è devastata. E ancora altre notizie, facili frasi sulla russa e le scuse. Il programma ora in bilico, il programma della RAI, e si chiede che la RAI prenda posizione. Giustizia è un intervento pubblico sulla riforma, il piano Meloni per la tregua e i redditi di tassisti, ristoratori e dentisti. Ecco quante tasse pagano davvero, e qui se ne sta occupando Milena Gabanelli. Il top manager Cairoli morto sullo yacht, l'inchiesta per omicidio colposo, il giorno prima la diagnosi di fuoco di Sant'Antonio. Berlusconi i conti di tutti gli eredi, Marta Fascina pagherà 8 milioni di tasse, Dell'Utri 2,4, Dell'Utri ne ha ricevuti 30 di milioni. E ancora una notizia, il ministro dello sport Abodi, Yankto e il coming out: non amo le ostentazioni ma rispetto le scelte. È tutto per questa edizione di Focus TG. Occhio al caldo, perché è stata diramata un'allerta proprio per conseguenze fisiche dovute a questo caldo torrido, e ci vediamo comunque stasera con Focus alle 21:15. Buona giornata.